tubi. Tanti tubi. E tu dove sei? Li guardo. Li guardi? Ora conterò fino a 3 e l'immagine si muoverà e tu ci sarai dentro. 1, 2, 3. Muove. Come sono fatti questi tubi? Sono tutti trasparenti. Cosa c'è dentro? Tante persone. Tanti. Tanti. Sono esseri umani? Sì, sì. Sì, sì. E tu come sei vestito? Io strano. Com'è il tuo vestito? È come una cosa Lungo? sì, Sì. Camicione lungo? sì, 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 sì. largo. Largo? Ma io li guardo. Certo che li guardi. Guardati le mani. Come sono fatte le tue mani? Grandi. Sono più grandi delle Sì. tue? Contati le dita. 6. Bravo. Come ti chiami? No? Non te lo ricordi? No. Come? Sì, che te lo ricordi. Sì. Bravo. No. Sì. Sì, che te lo ricordi. Sì. Come ti chiami? Non lo vuoi dire? Perché non lo vuoi dire? Cosa ci fai lì? Con tutti quei tubi? Io devo andare. Dove? Devo fare delle cose. Cosa devi fare? Devo lavorare. Bravo. Qual è il tuo lavoro? Devo fare delle cose. Cosa devi fare? Devo preparare. Che cosa devi preparare? Quello che serve. Cosa serve? Le nostre cose. Cosa sono le vostre cose? Quello che noi dobbiamo fare. Che cosa dovete fare? Non lo vuoi dire? Perché non lo vuoi dire? È un segreto. E chi è che non lo deve sapere? Tutti. Tutti cosa vuol dire? Solo noi. E gli altri? Gli altri alieni lo devono sapere? Sì, glielo dite agli altri. Loro sanno. Non lo sanno. Siamo noi. Quanti anni hai? Sono grande.
Quanto vive uno come te rispetto all'essere umano? Tantissimo. Sempre. Sempre? No. No. Tanto. Tanto? 100 anni? No, di più. 1000? Più. Sì. 10.000? Tanto. Tanto. Chi sono quelli dentro quei bussoli di vetro trasparenti, dentro quei cilindri? Uomini. Perché sono lì? Perché noi dobbiamo andare giù al posto loro. Giù al posto loro? Sì. E come fai ad andare giù al posto loro? Perché noi ci copiamo. Voi vi copiate? E come fate ad andare al posto loro? Perché gli altri non sanno. Cosa non sanno? Chi siamo noi? Come fate? Noi ci facciamo come loro. E come si fa? Facile. Facile? Devi usare il loro corpo? No. Allora come fai? Facciamo un altro. Uguale? Sì. Bravo. E poi? E poi sappiamo quello di loro e facciamo noi. E perché tutto questo? Perché noi serve A fare cosa? a fare le nostre cose. Bravi. Ma le vostre cose fanno bene o fanno male all'uomo? Lui serve. Lui serve. Lui non capisce. Lui non capisce. Non deve sapere. Perché se sapesse Non è contento. non è contento. E dell'originale, dell'uomo preso, cosa ne fate? Aspetta. Dove lo mettete? Là. Là. E poi ce lo rimettete? Sì. Al suo posto? Sì. Ogni tanto. Bravo. E dentro l'uomo finto, la copia, cosa ci mettete di voi? Tutto. Ma il vostro corpo è diverso. Sì. Come fa a entrare nel corpo di un terrestre? Non te lo dico. Ma anche se me lo dici non succede mica niente. No. Ci mettete la vostra testa. Vero? Bravo. Ci mettete i vostri ricordi. Tutto. Ogni tanto. Sempre. Noi. Bene. E poi quell'altro lo riportate però ogni tanto. Voi venite su. Quando abbiamo finito. L'originale va giù. Sì. Che differenza c'è tra l'originale e la copia? Niente. Sì. C'è un po' di differenza. E che differenza c'è? Non te lo dico. Però io lo so lo stesso.
Mm. E di solito quanto tempo state giù alla volta? Dipende. Qualche giorno? Anche tanto, dipende. Anche tanto? Dipende, quello che c'è da fare. Quante sono le persone prese? Tante. Quante? Tante. Tante. E che caratteristiche hanno? Scegliete a caso? No. No? Cosa devono avere? E ti pensi che io non lo sappia? Solo lui. E gli altri? Ma i serpenti sono vostri amici. Loro dicono. E invece? Non è così? No. Non è così. No. Non ti puoi fidare del serpente. No. Cosa è successo l'11 settembre? Perché avete fatto tutto quel macello? Ci serviva. Cosa ne pensano i governanti americani? Sono contenti? Sono tutto. Sanno tutto? Certo. Certo. E tutti quelli che sono crepati da quei due grattacieli dove l'avete messi? Con noi. Non l'avete preso proprio tutti, solo quelli che No. servivano. Sì. L'avete messi nei cilindri, nei tubi. Sì. Vedi. E quanto ci avete messo a fare questo? Poco. Qualche secondo? Poco. E ora cosa ve ne fate di quelli? Non li potete mica più utilizzare. Si può. Quelli sono morti. Per noi sono morti. Mica che possono venire in giro. Tempo. Li riciclate? Tempo. Tempo. E tu in che corpo sei entrato? Lui? E lui ora dov'è? Dorme. Ce ne sono un po' troppi in questo corpo qui. Ci sei te? C'è quell'altro coso luminoso. Tutti insieme. Sì, ma lui controlla e basta. Lui controlla. Siete d'accordo? Sì. Non litigate mai? Un po'. E quando è che lo lascerete in pace? Noi no. E quello di Lucio? Nemmeno lui? Dipende dal serpente.
Dipende dal serpente, perché è lui che decide. Sì. Allora è lui che comanda. Sì. Ma senti, Ma noi. Mm. non mollate, eh? Mm. Bene, interessante. E se invece lui non volesse più tenervi con sé e vi buttasse fuori? Mm. Lo può fare, Difficile. ma non impossibile. Si può. Si può. Bene. Ci arriverete fino in fondo al vostro progetto. Sì, sì. Da quanto tempo? Poco. Cosa vuol dire poco? Un giorno? No. Un anno? Un po'. Poco. 200 anni? No. Prima? Sì. Sei sicuro Poco. che non ci sia qualcosa che non va al posto giusto? Non deve. Non deve, ma può. Non deve. E poi, quando avete ottenuto il vostro risultato finale, come li mettete quei serpenti? Vedremo. Ma anche loro dicono così. Può darsi che non avete calcolato tutto. Vedremo. Vedremo. Bene. Non avete mai pensato che gli esseri umani non vogliono? Certo che non voglio. Perché lo fate? Perché noi vogliamo. Ma loro no? Loro non sanno. Non devono sapere. Ma se sapessero? Difficile. Più difficile. Difficile, più difficile. Certo. Non ce la faranno. Possono. Ma noi prima. Noi dobbiamo fare prima. Voi dovete fare prima. Poco tempo. Quando non mettete la vostra testa nei corpi degli umani, dove la parcheggiate tutta questa memoria? Nel corpo originale o in una macchina? Te lo dico. Come mai? Cosa nostra. Bene, molto importante questo. Molto importante. Molto importante. Sei sicuro che gli umani non ce la faranno a scrollarti di dosso questa situazione? Loro possono. Ma noi dobbiamo fare prima. E poi che fine faranno gli umani? Serve. Quando non vi serviranno più? Difficile. Che non servano più? Difficile. Ma probabile. L'anima degli esseri umani non vuole. No. Ma non so.
informati. Noi non vogliamo. Lo so. Ma qualcun altro da fuori, qualcun altro molto lontano, potrebbe volere. Sì. E allora come si mette la storia? Difficile. Difficile. Chi è che ha creato l'uomo? Mm. 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 No, noi. E non noi. No. E chi è che l'ha creato? Ce l'avete trovato già fatto? Mm. Avete fatto qualche modifica? Mm. Ma difficile. Certo che è difficile. E chi è che ha creato l'uomo? Lo conosci? Mm. Mm. L'hai visto? Qualche volta? No, Non posso. Perché non puoi? Io non posso. C'è qualcuno che può? E dove sta questo creatore ora? Lontano. Perché non andate direttamente da lui a fare i vostri esperimenti? Non possiamo. E perché? È troppo lontano? No, E allora? non possiamo. Noi solo qua. Ah, voi solo qua, C'è qualcun altro che ci può andare là? No, noi. Voi no. Lui. Lui. Com'è fatto lui? Uomo. Assomiglia all'uomo, vedi? È uomo. È contento che state facendo questa cosa sulla sua creatura? No. Ma lo sa. Sì. E allora perché non fa qualcosa? Lui lascia. Lo fa sempre, lo farà sempre. No. Verrà un momento che potrebbe ribellarsi. Lui non ha paura. Non teme. Lui è più forte. Sì. Se lui viene, voi andate via. Ma lui ci lascia. Avrà un suo motivo. Sì. E qual è il suo motivo? Noi serviamo. Bene. Qual è stata la vostra ingerenza nell'ultima guerra mondiale? Da che parte stavate? Dai nazisti o con gli ebrei? Perché? Per curiosità. O stavate da tutte e due le parti, insieme, Sì. Certo, così che si fa, Sempre. sempre, così chiunque vinca, avete vinto voi. Bravi, Ma non quali.
non uguali, no, Noi diversi. voi diversi. E dove è la vostra diversità? In cosa si esprime maggiormente? Potere. Ma l'uomo cos'ha di così interessante? Anima. L'anima. E a cosa serve questa cosa? Andare là. Là dove c'è chi? Io non posso. Che ora non puoi, però il nostro creatore c'è là. E te vuoi andare là? No. No? Non ci vuoi andare tu? Io qua. Ma in futuro? Tu là? Beh. Ma l'anima degli esseri umani c'entra nelle copie degli esseri umani che voi fate? C'entra male? Perché la copia, tanto copia, non è uguale. No. Quindi l'anima rimane nell'originale. Può. Ce l'ha fa proprio male. Noi. Voi entrate nella copia. Noi. Sì? E cosa c'entra di voi? E la vostra testa? Tutto. Anche il corpo? No. No, il corpo no. No. Allora la vostra testa, il vostro spirito. Sì. Tutto tranne il corpo. Sì. E il corpo lo parcheggiate da qualche parte. Lo tenete lì. Sì. E poi lo usate. Certo. Come fate a pilotare il corpo di un essere umano? Lui avrà la sua volontà. Dorme. E poi se ci siete voi, l'anima non c'è. Non c'è. Perché l'anima vi romperebbe le palle. Via. Via. Poi non ci potreste entrare. No. Facciamo noi. E così obbligate anche le persone a fare delle cose che non dovrebbero fare. Siamo noi. Che le volete fare, vero? Bene. Ora si spegnerà tutto. Si vedrà più niente. Io conterò fino a 3, tutto diventerà scuro. 1, 2, 3. Nada. Fisso. La puoi guardare bene. È fermo.
da destra a sinistra, dall'alto in basso. Che cosa accade? Guarda questa immagine. Cosa si vede in questa immagine? Vedo tanti vedo tanti grattacieli. Tanti grattacieli. Sì. Bene. E che posto è? Lo conosci? Mhm. Sì. C'è qualcuno che ti fa vedere tutte queste cose? Sì. Sì. E chi è questo qualcuno? Non lo conosco, stiamo guardando. Bene. È sempre fissa la cartolina, non si muove niente. Guardi attraverso una macchina, uno schermo. No, è come se noi guardiamo da un finestrino. Bene. Ma io no. Ora io conterò fino a 3, poi lo schermo diventerà grande, e tu ci sarai dentro e la storia si muoverà. 1, 2, 3. E ora cosa succede? Noi stiamo guardando. Come è fatto lui? Lo conosci? Penso di sì. Come si chiama? Non lo sai il suo nome? Sì. Sì che lo sai. Quanti anni ha? È grande. E come è fatto? Quasi come me. E che differenza c'è? C'ha la faccia un po' strana. Come è vestito? C'ha una grossa tuta. Di che colore? È un po' marrone, un po' verde, un po' strana, ma è grossa. E tu come sei vestito? Io normale. Normale? Io sì. Ce l'hai i pantaloni? Io sì. Sì, bene. C'ho anche la giacca. Bene. Come ti chiami? Emanuele. Come mai sei in quel posto? Non lo so, stiamo guardando. Lui ti dice qualcosa? Mi dice di guardare. Ma ti
dita ha lui nelle mani? 6. Tante. Sì. E tu non gli dici niente a lui? No. Non sei interessato? Sì. Cos'è che ti interessa in particolare? Quello che succede. E che cosa sta succedendo? C'è tanto fumo fuori. Fuori. Sì. Che posto è questo? Lo conosci? Sì. Come si chiama? Sono le torri. E come mai ti fanno vedere questa cosa? Tu glielo dici? No. E ora cosa succede? C'è tanta gente. Dove? È lì. Lì dove sei te? Anche, ma sono là. Sì. Le torri? Sì. Le torri? Sì. C'è tanta gente. Sì, sono disperati. E come si fa a vedere? C'è uno schermo? Come un finestrino. Come un finestrino? Ma noi siamo in alto. Bene. E ora che succede? Perché siete lì? Perché c'è qualcuno là. Che vi interessa? Sì. Che è questo qualcuno? Tante persone. Sì. Sì. Che dovete prendere? Sì. Perché non le potete buttare via? No. No. Alcuni si buttano giù. Dalla finestra? Sì. Quanto tempo ci mettete a prendere le persone che vi interessano? Niente. Saranno una ventina, non di più. Quante sono? Tante. E dove le mettete? Lì con me. E tu cosa ci fai? Perché sei lì? Tu non eri mica nelle torri. L'ho portato lì. Io guardavo. Ma io sono davanti però. Davanti a cosa? Insieme a lui. Sì, insieme a lui. Non insieme alle altre persone. Io no. No? Gli altri sono dietro. Sì. Perché sono spaventati loro. E tu no? Io no. Come mai tu non sei spaventato? Perché io lo sapevo. E chi te l'aveva detto? Lui. E perché te l'ha detto a te e agli altri no? Non lo so. Ha detto di guardare. Certo. Come sei vestito? C'è una cosa blu. Non ce l'hai allora i pantaloni? No. No. Quante dita hai? Guardati le mani. No. No. Quante sono le dita?
Mhm. Come lui. Sono 6. Sì, sì. Ah, come ti chiami? No. Mm. Come hai fatto del contenitore che ti conteneva? Dorme. Ma l'avete lasciato a casa? Sì, sì. Non l'avete portato lì con voi? No. Bene. E ora che succede? Che noi dobbiamo lavorare. Certo. Avete lavorato. Cosa ne fate di tutti quelli che avete preso? Tenete lì? No. Cosa ne fate? Li portiamo con noi. E loro sono contenti? Loro non capiscono. Ma poi dovrebbero capire, qualcosa gli dovrete dire. Non è necessario? No. Perché loro dormono. Sì. Quindi non è necessario. No. E poi come li rimettete in terra? Questi ormai per i terrestri sono tutti morti. No. Non si sa. Non si sa. No. E poi come li utilizzate? A noi. Che gli fate fare da voi? Quello che serve a noi. Lo so. E cioè? Te lo dico. Mica tutti sono capaci di fare quello che serve a voi, di quelli che avete preso. Ma impareranno. Imparare. E sono contenti di imparare? Non capiscono tanto. Non capiscono. Non sanno tutto. Ma qualcosa sanno. Quello che serve. Quello che serve. E per cosa li utilizzate? Non ce l'avete una mano d'opera da voi per fare tutte le cose? Noi non possiamo andare. Dove dovete andare? Noi ci servono loro. E perché voi non potete andare? Perché siamo diversi. E invece loro possono andare? Sì. E dov'è che devono andare? Dove serve a noi? E per fare che cosa? Tante cose. Come mai voi non ci potete andare? Siete diversi, non sono mica tanto. Ma se ne accorgono. Se ne accorgono perché siete fisicamente diversi. Siete un po' più alti. E dove li mettete questi altri? Sulla terra? Anche. Sì. Ma loro se lo ricordano che sono stati presi dalle torri? No. 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 Come fanno quando devono pagare le tasse? Non c'è problema. I loro documenti? Non c'è problema. Loro se lo ricordano chi erano prima? Non se lo ricordano? No. E quelli che avete riportato, quelli che avete riportato giù, li avete riportati tutti interi o gli manca qualche pezzo dentro di loro? E li mettiamo a posto noi. Vi tenete qualcosa? Sì, là. Ma questo qualcosa poi esiste da solo, senza gli altri pezzi? Un po', ma mica per sempre. No. Poi ce lo dovete rimettere. Sì. Se no si fa. Ma lui non deve capire però.
Lui non deve capire. No. E quando li avete rincollati tutti insieme, cosa ne fate? Li mandiamo dove serve. Quindi ogni tanto ci rimettete dentro quella cosa che tenete voi, per ridargli un po' di vita. E poi li rimettete giù e vi ritenete sempre quella cosa che gli dà la vita. Se no capiscono. Se no capiscono. E fino a quando durerà questa storia? Sempre. E sempre? È un po' lunga. Possibile che non ci sia un altro sistema per fare tutte le cose che dovete fare definitivamente? Non te lo dico. Anche perché poi non te lo faranno fare sempre. Cioè ci sono i serpenti, non vogliono mica loro. Loro hanno altre idee. Non conta. Non conta, ma poi si guarda alla fine. L'essere luminoso sta con voi o con i serpenti? Con tutti e due. Vedi che non si può allora. Perché se l'essere luminoso sta con tutti e due, o te o il serpente, qualcuno di due, poi alla fine rimane fregato. Non è detto. Non è detto. Bene. E che cosa serve avere distrutto le torri? Cambiare le cose. Ma si cambiano solo i ricchi e i poveri. Tutto cambia. E il prossimo colpo di questo tipo, quando avete pensato di farlo? Da quanto tempo? Presto, perché ogni tanto va fatto. Presto. Chissà cosa succede. Tu e il tuo amico che guardate di sotto, dovete lavorare. Avete delle cose da fare. Prima bisogna prendere tutti. E poi? E poi noi andiamo. Ma non sono tanti. Un po'. Un po', ma non sono tanti. Un po'. Sono quelli che avevate già preso prima. Anche. E poi andate. Sì. E dove li portate? Là. Là dove? Da sotto. Nella vostra base? Sì. E dove si trova? Sotto il mare. E in che zona? Non ce n'avete mica una sola. Non è tanto lontana. No, non è tanto lontano. E per quanto tempo ce li tenete, quei poveracci? Dipende. Un giorno? No. Di più? Sì. Un mese? Anche di più. Un anno? Anche. Ma un po' tornano. Un po' tornano, però non sono completi, quindi non si rendono conto. Non devono sapere. Non devono sapere. No. Non devono capire. Non devono capire. No. Quando voi entrate dentro i corpi degli umani, come fate a convivere con l'anima? Si fa fatica. Si fa fatica, Non vuole. E con l'essere di luce? Non è un problema. Tutti insieme?
Sì, In un sì. corpo solo? Sì, sì. Bene. Molto bene. È possibile però che l'anima del soggetto che vi contiene si accorga di voi Certo. e vi butti fuori. Sì. E dopo come si fa? Bisogna cambiare. Bisogna cambiare soggetto. Sì. Su quello lì non ci potete più entrare. No. Beh, è successo qualche volta. Sì. E il soggetto poi il resto della sua vita sta meglio o peggio? Senza di voi. Sta un po' meglio, eh? Ma dipende. Dipende da come la prende. Dipende. Da cosa dipende? Dipende. Da cosa ha fatto. Cosa vuol dire dipende da cosa ha fatto? Forse dipende da cosa gli avete fatto fare. Sì. Certo. Dipende. Sì. Beh, e ora siete lì che state portando tutti nella vostra base. Quanto tempo ci vuole? Pochissimo. Voi usate l'energia geotermica, è per questo che vi mettete sempre vicino ai vulcani. Perché non ci vedono così. Non ci cercano così. Non vi cercano così. Voi non siete gli unici su questo pianeta però che hanno le basi. No, siamo in tanti. Quante basi ci sono? Tante. Tantissime. Un po' dappertutto. Sì, sì. E gli americani sanno dove siete. Certo. Ma proprio tutte gliel'avete detto agli americani? No. Quelle che servono. Quelle che servono. Come mai gli americani si sono accordati con voi? Ma loro perderanno. Lo so. Ma come mai si sono accordati con voi? Cosa volevano? Cosa gli avete promesso? Che poi non gli darete? Che comanderanno loro. Che comanderanno loro. E invece non è così. No. È possibile che loro siano così scemi che non se ne sono accorti? Dice, Sì. Se ne sono... sono scemi. Sì. Ecco. Bene. Secondo me però vorrà comandare il serpente. Non è detto. Lui vuole. Ma noi no. Ma l'essere di luce? Per chi fa il tifo? Per tutti e due. Così chi vince, lui vince sempre. Esatto. Bene, bravo. Sembra un'ottima idea. Chi è che entra prima nel corpo degli esseri umani? Noi. Subito alla nascita? No. Un po' più in là. Quando si può. E quando è che si può? Quando ci riusciamo. Perché non ci si riesce sempre? No. Perché il bambino quando è troppo piccolo non va bene? Perché non sono tutti uguali. Non sono tutti uguali. No.
Mm. E quelli in cui non potete entrare, che caratteristiche difette ha? Mm. Non lo sappiamo bene. Ah, però c'è qualcosa che non torna, eh? Bene. 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 E l'essere di luce? Quando è che arriva? Lui presto. Lui prima di voi. Sì, sì. Prima. Lui subito. Lui subito. Perché l'essere di luce entra negli uomini? Perché li deve controllare. Deve controllare. E dentro di voi l'essere di luce non entra mai? No. No? No. Noi comandiamo. Siete sicuri di questo? Un po'. Ma non siete proprio sicuri, eh? Ma noi siamo più forti. Perché l'essere di luce potrebbe entrare dentro di voi, senza che voi ve ne accorgete. Ma noi possiamo capirlo. E poi vi potrebbe far fare delle cose che non sono giuste per voi. Ma noi sappiamo come funziona. E il serpente lo sa, Sì, sì. ma anche lui viene parassitato dall'essere di luce. Non è detto. E gli altri, i biondi a 5 dita, che fine fanno in questa storia? Sono vostri amici. Non tutti. Non tutti. No. E perché? Perché anche loro vogliono quello che vogliamo noi. E loro sono più forti di voi. In certe cose sì. Qual è la loro specialità? Loro ti copiano bene. Loro ti copiano bene. Voi sapete copiare peggio. Loro sono più bravi nella genetica, diciamocelo. Sì, sì. E voi siete più bravi in cosa? Nello staccare e nel riattaccare i pezzi. Anche. Qui siete bravi. Anche. E poi in che cosa siete bravi? Nel fare le cose qua giù. Nel fare le cose, Nel manipolare la politica, queste cose qui. Anche. E poi cosa? Noi li controlliamo meglio. Ecco, certo. Perché il biondo a 5 dita non c'entra nel corpo degli umani. No. E quindi non può controllare bene. Ma voi le donne le avete da qualche parte? Non si vedono mai. Sì. Perché quelli a 5 dita le portano con loro. Alcune. Sì, alcune. Voi li lasciate a casa? E qua no. Qua non ce li portate? No. Come mai? Qua si lavora. La donna sta a casa? No. Ma questo è un altro lavoro. Questo è un altro lavoro. Sì. C'è qualcuno che non la pensa così nel vostro gruppo? Certo. Che è un po' dissidente? Certo. E che fine fa questo qualcuno? Va via. Va via, E c'è qui sulla terra? Ci passa da queste parti? Sì.
E che rapporti ha con gli esseri umani? Non c'ha rapporto? È amico o nemico degli esseri umani? Lui vuole essere amico, Però? noi non vogliamo. Voi non volete. No, Sono tanti o sono pochi? è un po' troppi. Troppi, Come mai la penseranno diversamente da voi? Non lo so. Mica si può essere tutti uguali. E ora siete sulla macchina volante che portate, così che avete preso la vostra base. Sì, E che percorso fate? Da che parte passate? Perché sai, sulla terra non si può passare da tutte le parti, poi ti vedono. in mare no. Sotto il mare. Chi ti vede? Chi ti vede? Chi ti vede? Bene. E quando è che torni nel tuo contenitore? Tra un po'. Tra un po'. Sì. Il tuo contenitore l'hai lasciato a casa sua. Non ce l'hai lasciato a casa sua? L'hai portato con te? Sì. Così tornate insieme. Certo. E non lo potevi lasciare a casa sua? No, Che ti serviva portartelo dietro? dovevamo fare delle cose. E che cosa dovevate fare? Insieme. Insieme agli altri. Insieme agli altri chi? Quelli là. Quelli che hanno preso sulle torri? Sì. E cosa dovevate fare? Ti devi spiegare delle cose. Anche. Li hai messi tutti in fila e gli avete spiegato delle cose. Più o meno. E così ti sei servito dell'aspetto esteriore del tuo contenitore. Certo. Bene. È una bella idea. Lo sa parlare bene l'inglese, il tuo contenitore. Lui capisce. E cosa vi ha detto a questi poveracci che avete preso dalle torri? Abbiamo detto noi. Certo. E che cosa gli avete detto di dire? Per tenerli un po' buoni, no? Noi li abbiamo salvati. Gli avete detto questo? Bella idea. Bella idea. Così loro sono contenti. Certo. Ma qualcuno vi avrà chiesto perché a noi ci avete salvati e agli altri no. E voi cosa gli avete risposto? Non si possono salvare tutti. E non è che c'è stata una scelta, no? Così. Certo, mi sembra una buona idea. E ci hanno creduto? Un po'. Un po'. Bene. E poi cosa fate? Li congelate da qualche parte? No. Intanto devono venire con noi. Ti aiutano a fare qualcosa? No. Loro devono fare quello che diciamo noi. Certo. E cosa devono fare? Poi devono tornare. Ma prima? Devono sapere quello che devono fare. Devono imparare. Certo. Ecco. E come fate a farli imparare così, in fretta? Con la mente. Con la mente, Con la mente. E da dove si passa? Dal nervo ottico? Non
Non solo. Ah, bene. Però l'idea del nervotico è carina. Chi l'ha inventata di voi? Noi non facciamo così. No. No. E come fate? Noi lo facciamo con la fronte. Ah, da testa a testa. Quasi. Quasi. Ci vuole un'apparecchiatura però per Certo. certo. È un travaglio di informazioni. E chi è che usa i nervoti? Lui. Lui chi? Serpente. Ah, il serpente. È rimasto un po' indietro come tecnologia, il serpente. Lui fa così. E lui fa così. Bene. Molto bene. Mi sembra un'ottima idea. Quanto dura l'istruzione di questi soggetti? Dipende. Anche tanto. Anche tanto. Sì. Anche tanto tempo. Si possono riconoscere questi soggetti poi sulla Terra? Se sei bravo, sì. E che cosa devi guardare? Gli occhi. Perché? Perché sono diversi. E che cosa c'hanno di diverso? Non vedono. Non vedono? Sì. In che senso non vedono? Come si muovono se non vedono? Vedono, ma non vedono. Cosa vuol dire vedono ma non vedono? Sono spenti. Ah, sono spenti. Senza... Ho capito, sì, sono spenti. Ho capito, sì. Bene. Ok. Bene.